Rieccoci qui, buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, giornate per l'educazione, un'iniziativa voluta dall'amministrazione del Comune di Vittorio Veneto, dall'assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IM Servizi. Ben ritrovati a coloro che ci hanno già frequentato nelle dirette di questa mattina, il primo pomeriggio, e ben trovati per la prima volta a chi si connette in questo momento. Vi ricordiamo che per partecipare potete accedere tramite Zoom se vi siete prenotati oppure guardare le dirette sui canali social del Comune di Vittorio Veneto, YouTube e Facebook. Bene, siamo qui per parlare di educazione, questa è la prima giornata, il terzo incontro della prima giornata. L'iniziativa dura un'intera settimana e viene realizzata grazie alla partecipazione e al sostegno di numerosi enti, associazioni e realtà che citeremo di volta in volta coinvolgendoli attivamente nei nostri incontri. Vi ricordiamo che trasmettiamo in diretta dall'Aula Magna dell'Istituto Lorenzo da Ponte, la scuola secondaria di primo grado. Fra l'altro abbiamo avuto il piacere questa mattina di avere un'intera classe, la terza D di questa scuola, che ha partecipato attivamente all'incontro con il primo esperto Marco Crepaldi, e una cosa che ci ha fatto particolarmente piacere, alcuni dei ragazzi dopo essere tornati a casa sono ritornati qui e ora sono presenti in sala. Non possiamo mostrarveli ma sono qui con noi, la cosa ci ha fatto particolarmente piacere. Siamo qui con l'assessore Antonella Caldart, che questa volta si è messa comoda vicino a me perché oltre a testimoniare l'interesse e l'impegno dell'amministrazione per questa intera rassegna, è qui per godersi anche un evento di particolare interesse e rilevanza e anche divertente, perché si può parlare di questi temi e possiamo fare un favore a tutti noi adulti, cercando di essere adulti migliori e migliori educatori, anche con leggerezza, con un sorriso, che non guasta perché ci aiuta a guardarci più lucidamente e magari a stimolare un desiderio di cambiamento e di miglioramento. Quindi salutiamo Antonella Caldarta, a cui diamo subito la parola per un primo intervento. Benvenuta. Grazie Marco, benvenuti e benvenute a tutti. E benvenuti a Vittorio Veneto e da Vittorio Veneto, città della musica, dell'arte, del vino e voglio dire anche dell'educazione, perché questo festival è stato fortemente voluto da questa amministrazione a fronte di tanti anni di lavoro proprio a favore del tema dell'educazione, dei patti territoriali, di tutto ciò che i vari attori che si occupano di ragazzi e della crescita dei nostri ragazzi hanno voluto. Quindi in questa fase mi limito a dare a tutti voi il benvenuto e farvi anche i complimenti per aver aderito a questi momenti di formazione che senza dubbio ci aiuteranno a divenire degli adulti più consapevoli. Grazie mille Antonella Caldart, adulti più consapevoli, come dicevamo poco fa, anche grazie all'ironia. Ironia che però non è fine a se stesso, non è gratuita, perché è uno strumento di comunicazione e di introspezione molto efficace che ci viene fornito da persone molto competenti. E quindi oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere due ospiti veramente di eccezione, due persone che nel loro campo hanno detto e fatto molto e continuano a dire e fare cose di grande valore, e sono il professor Roberto Gilardi, che è un grande amico delle nostre iniziative, oltre che un maestro. Roberto Gilardi, formatore di formatori, responsabile di scuole di counseling, di numerosissimi progetti, già docente universitario, autore di molti libri con prestigiose case editrici che si occupano appunto di educazione e molto altro, perché il curriculum di questa persona è veramente molto lungo. Una persona estremamente competente non solo nei contenuti ma anche nelle modalità comunicative. Un maestro dell'ironia, fra l'altro, nel veicolare questi contenuti importanti per la formazione degli adulti. Insieme a lui c'è un altro maestro dell'ironia e della comicità, che è Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che tutti quanti conosciamo. Ebbene, nel Festival dell'Educazione di Vittorio Veneto abbiamo voluto mettere insieme queste due persone speciali e far in modo che portassero il loro contributo attraverso un confronto fra di loro, che hanno fatto magistralmente con le loro modalità.
Noi a breve entreremo proprio nel vivo, dando lo spazio a questi due ospiti di eccezione. Non facciamo ulteriori anticipazioni proprio per non rovinare la sorpresa di questa modalità particolarmente speciale. Ecco, in attesa di collegarci con i nostri ospiti e di far partire questo momento, approfittiamo per ricordare alcune delle persone di grande competenza che hanno sostenuto queste iniziative. Quindi ringraziamo ancora una volta l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1, Lorenzo da Ponte, che ci ospita anche fisicamente, l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 2, Andrea Zanzotto, e poi citiamo anche le persone che a vario titolo hanno sostenuto la realizzazione concreta di questa iniziativa. Poco fa commentavamo con l'assessore, per esempio, speriamo che molti di voi l'abbiano apprezzato, anche la bellezza del nostro manifesto che è stato realizzato da un artista vittoriese. Artista locale, Corinne Zanette, che spesso collabora con i nostri progetti nella realizzazione grafica poi del contenuto. Quindi credo che tutti abbiate potuto apprezzare la locandina, così semplice ma fortemente significativa. Certo, significativa perché oltre a restituire l'atmosfera del mondo dell'infanzia e quindi tutto ciò che è legato all'educazione, anche sottolinea fortemente ciò che ci stava a cuore, che fa anche parte del titolo, cioè lo sguardo, perché lo sguardo sarà il filo conduttore di tutti i nostri incontri e quindi lo sguardo che noi dedichiamo alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi per essere educatori migliori. Ma entriamo nel vivo di questo incontro, quindi noi passiamo direttamente la linea ai nostri ospiti che hanno preparato per noi un intervento veramente di eccezione e quindi, carissimi Giovanni Storti e Roberto Gilardi, a voi la parola per parlare del nostro tema di oggi, che è il seguente: l'adolescente, chi lo fa? Cerchiamo di mettere ordine nella confusione dei ruoli che qualche volta gli adulti incontrano nel loro essere educatori. Buona visione a tutti. Benissimo, eccoci qua. Oggi per parlare del ruolo educativo dei genitori abbiamo un ospite d'eccezione, un ospite veramente eccezionale, strepitoso, insomma si sprecano i termini. Perché abbiamo con noi il signor Giovanni, giusto signor Giovanni? Sì. Eccomi qua, sì. Sprechiamo pure tutti i termini che vuoi. Esatto. Che è venuto tra di noi per condividere la sua esperienza, ovviamente, e mostrarci un esemplare modello di genitore, così vero, signor Giovanni? Vedremo come giudicheranno i nostri spettatori. Bravissimo, che tra l'altro il signor Giovanni assomiglia tanto a quel noto attore televisivo, cioè chissà quante volte l'hanno detto, ma lei sembra Alessandro Gasman. Esatto, quello. Che non sono io. Ma dai, non scherzi, è lei, ma non sono io. Sì, vabbè. E quindi abbiamo un ospite d'eccezione. E allora, visto che abbiamo un ospite d'eccezione, abbiamo delle domande d'eccezione. Quindi un caloroso benvenuto da parte del sottoscritto, ma ovviamente da parte di tutta la platea e la folla che osserva questo nostro incontro, e partiamo subito con le domande che riguardano la relazione con i figli e soprattutto le principali funzioni educative che vengono svolte, che ovviamente il signor Giovanni conosce alla perfezione, vero? Beh, chiaro, io la mia vita è improntata su queste relazioni qua, quindi neanche ne so una più del diavolo, come si suol dire. Benissimo. Grazie. Quindi avremo un'esperienza veramente quasi statica, direi così. Stantica più che statica, è una parola in divenire, comunque. Giusto. Benissimo. Eccoci quindi alla prima domanda. Allora, una di queste funzioni educative, come il signor Giovanni ovviamente ben conosce, parla delle scelte di vita, del trasferimento di valori. Ecco, la domanda è questa: quali sono i valori che lei vorrebbe trasferire a suo figlio? Che ho trasferito. Il valore principale è la fede nell'Inter, perché è chiaro che non posso avere in casa gente che gira di altre squadre. L'Inter è assolutamente la prima fede. Poi, chiaro, attaccato all'Inter perché? Perché attaccato all'Inter c'è l'amicizia, l'onestà, l'amore, eccetera. Ma l'Inter, quella squadra con la maglietta nero-azzurra, è la prima.
la fede prima nell'Inter. fede. La fede, quindi è una Assolutamente. persona molto spirituale, cioè dà molto valore alla spiritualità, questo è un po'. Assolutamente, già da piccoli io ho comprato la maglietta dell'Inter, le scarpettine, le cose, di modo che iniziassero proprio a essere a loro agio con questa fede importante. Quindi è una cosa proprio esistenziale che lei cerca di trasmettere ai suoi figli. Insomma. Molto esistenziale, assolutamente. Sì, È proprio gliel'ho proprio inculcata in modo serio. Gliel'ha inculcata. Assolutamente. Bravissimo. Come vedete abbiamo veramente a che fare con una persona dalla dignità estrema, cioè siamo partiti con la prima domanda e già abbiamo esplorato il tema della spiritualità, quindi un tema molto interessante, molto rilevante, soprattutto in questi tempi. Ma passiamo alla seconda domanda. Una seconda funzione educativa è quella di far crescere e conoscere le competenze dei figli, anche solo a partire dalla capacità di costruire un modellino di aereo. Ecco, lei quali sono i passaggi che svolge? Allora, posso dire che io i modellini non sono mai riuscito a costruirli, ma neanche i puzzle, e faccio fatica anche i mobili dell'IKEA, non riesco proprio a fare queste cose, ho difficoltà veramente. Quindi non mi sono mai ispirato ai modelli. Diciamo che il mio meccanismo educativo è un po' come viene, che sembra buttato lì a caso, ma in realtà è vivere il momento, un po' come viene. È denso, proprio profondo di significato. Beh, come abbiamo visto, abbiamo di fronte una persona anche umile, tra l'altro, che sta vivendo la propria umiltà e la trasferisce in ogni secondo, in ogni parola che dice. Quindi abbiamo veramente di fronte una persona da cui apprendere molto del nostro modo di essere genitori. Grazie, signor Giovanni, bravissimo. La ringrazio. Grazie. Allora, una terza domanda riguarda la terza funzione educativa, cioè il riconoscimento, la stima, il fornire nutrimento ai propri figli. Ecco, quali sono gli esempi edificanti che lei vuole condividere con noi? Beh, l'esempio più classico è Tex Willer. Io mi ispiro proprio a Tex Willer perché è proprio l'esempio di caparbietà, come dire, di onestà, anche di violenza in un certo modo, ma è sempre una violenza a fin di bene, perché siccome io tendo a essere attivamente immobile, mi piace invece portare ai ragazzi un modello diverso. Tex Willer, il suo amico Tiger Jack e il suo compare Kit Willer, cioè questa come quasi triade. Ecco, certo, che potrebbe sembrare un paradosso, però invece è pregnante di tutto quello che è il simbolismo, tra virgolette, atavico che rappresentano queste tre figure. Certo, cioè proprio, adesso non vorrei dire una bestemmia, ma come dire, si rivolge a qualcosa di molto più alto che abbiamo in cielo, con questa triade. Grazie ancora di questa cosa qua, è un invito a tutti coloro che ci vedono ad andare oltre, ad andare al di là, a non fermarsi alle apparenze, giusto? Esatto. Perché potrebbe sembrare che Tex Willer sia un fumetto, invece no, esatto, non è così. No. Ha dietro questo meccanismo, siccome noi siamo sempre provocati dal fare, ma fare come? Fare in quella direzione, cioè con caparbietà, con anche cattiveria, ma con onestà. Anche con violenza, a volte, ma un tipo di particolare. Sì, un tipo particolare, diciamo, di violenza a fin di bene. Questo è, bene. È un po'... Grazie mille, signor Giovanni, per queste pillole che ci sta donando. Quindi, ancora una domanda. Un'altra particolare funzione educativa è il modo in cui un genitore cerca di correggere, ahimè, gli errori dei figli. Capita a volte, offre informazioni di correzione del comportamento. Insomma, lei ricorda un episodio di come ha corretto suo figlio e in che contesto e soprattutto quali sono stati i suoi modi di gestirlo? Ricordo un episodio che voleva farsi un tatuaggio. Io ho detto, tatuaggio, non se ne parla neanche. Lui si è fatto ha fatto una stupidata, un delfino sul polso, e io non volevo, l'ho visto, lui ha fatto finta di niente. Siccome aveva il motorino da 3 mesi, sono andato in cantina, ho preso il motorino e l'ho buttato nel naviglio. E gli ho detto, questo per farti capire che se ti dico una cosa
devi seguire quella strada. Lo faccio a fin di bene. Io ho buttato il motorino, non la catena, perché costa tanto la catena, magari poi gli si ricomprerà il motorino, però fagli capire. E poi chiaramente a casa con l'acido gli abbiamo cancellato anche il tatuaggio. Giusto, perché non bastano le parole, cioè ci vogliono fatti, cioè è una testimonianza, cioè le persone a volte non capiscono solo con le parole, cioè bisogna passare i fatti, far vedere esattamente quali sono le conseguenze dei propri gesti. Le conseguenze, perché la cosa più importante sono le conseguenze, perché i fatti va bene, ma dietro i fatti cosa c'è? Ci sono le conseguenze. Le conseguenze, quindi bravo, grazie signor Giovanni, veramente grazie per questa esperienza impagabile. E passiamo ancora a una domanda, se ovviamente ha ancora tempo a disposizione. Sì, assolutamente. Sono molto contento di poter esprimere il mio parere sull'educazione, di cui ho lavorato molto. Giusto, perché è impagabile, è una testimonianza impagabile veramente. Quindi passiamo a un'altra domanda, quindi cerchiamo di fare più cose possibili per gli ascoltatori. Un'altra funzione educativa riguarda lo sviluppo di autonomia nei figli, nei tempi e nei modi. Allora, lei, signor Giovanni, quali passi ha fatto per sviluppare suo figlio? Allora, io penso che ho un paio di gatti e comparo un po' l'autonomia dei gatti all'autonomia dei figli. Come si fa a dare autonomia ai gatti? Si prende, gli si dà la gattaiola, il gatto va e fa la sua esperienza, poi se torna, se non torna, vuol dire che gli piaceva un altro po'. Così ho fatto con i figli. All'inizio gli davo magari 10 euro, portavo in un quartiere sconosciuto e dicevo, oh, se riesci a tornare a casa, bene, vuol dire che hai fatto un passo per avere la tua autonomia. Se non sei tornato a casa, vuol dire che non eri capace di essere autonomo. Oppure, non so, portarli in un bosco, abbandonarli lì e vedere se... Questo cosa ha fatto sì? Ha fatto sì che si siano temprati molto e abbiano sviluppato quel orienteering che è importantissimo nell'educazione dei figli. Ecco. Assolutamente, cioè tra le altre cose, se vogliamo proprio spulciare potrei dire, scusi se la interrompo, perché certo 2 volte i carabinieri me li hanno portati a casa, però questo comunque ha fatto sì che loro capissero il valore dell'autonomia. È un'esperienza, cioè dicevo tra le righe che il signor Giovanni ci sta dicendo che uno è amante della natura, perché tra virgolette non porta i propri figli in una sala giochi, ma li porta nella natura e poi lascia che acquisiscano le proprie competenze in autonomia e che sviluppino nella realtà questa autonomia, altro che i genitori che facilitano tutte le cose che fanno, niente. No, assolutamente. No, cioè devono toccare con mano, sviluppare la propria autonomia attraverso l'esperienza. Se no rimangono addomesticati come tanti bambini che sono lì no. Anche con la deprivazione, cioè anche con la mancanza, perché è la mancanza e la deprivazione che fanno sentire proprio il bisogno, anche l'impatto con i carabinieri o con la divisa. Certo. Anche quello è un passaggio verso l'autorità costituita che ti può aiutare, certo alle volte no, ma in questo caso sì. A capire il rapporto con l'autorità, vedete, è veramente un esempio edificante, direi, in questo modo. Ancora un po' di pazienza, signor Giovanni, grazie ancora per queste sue condivisioni. Veniamo all'attualità. Gli smartphone e la rincorsa al nuovo acquisto, prima ancora che il modello appena annunciato sia uscito nei negozi. Ecco, qual è il suo modo di agire per tempo? Ma io faccio, come dire, un meccanismo al contrario. Ho un amico che lavora che praticamente ha prima questi mezzi e io glieli compro prima, di modo che poi loro possono fare invidia ai compagni, eccetera. Certo, poi gli dico, ricordati che siamo posseduti da ciò che vogliamo possedere, però intanto per fare invidia agli amici io gli compro prima. Certo, quindi questo sembra un metodo in contrasto, in realtà non lo è. No, perché è un metodo per anticipare gli eventi. Esatto. Ovviamente alla luce di una cornice di tipo filosofico e quindi è chiaro che quel rammentare a suo figlio che ricorda però
è una matrice filosofica, però lei anticipa in modo che lui sia da esempio agli altri. E quindi non segue la massa, non è lui che segue la massa, ma l'anticipa. L'anticipa, bravo. Esatto. E quindi ha il coraggio di essere il primo e non essere... E non il dietro, a seguito di. Esatto, come il bravo signor, veramente bravo signor Giovanni. Grazie, allora, sono contento che apprezzi i miei insegnamenti. Se devo essere sincero, non me l'aspettavo neanche così profonda questa chiacchierata, perché sa, non è così quotidiano di incontrare persone come lei, insomma, certo, che assomigliano a Alessandro Gasman, tra l'altro, per questo. Tra l'altro, incredibilmente. È anche il bello della cosa. Vabbè. Certo. Sempre in tema di attualità, riguardo all'utilizzo di Internet, ovviamente con la relativa possibilità di accedere illimitatamente a materiale pornografico, cioè ci parli un po' della sua esperienza. Allora, io per cercare di impedire che i miei figli si avvicinassero a quello, ho messo una serie di password, perché io ogni tanto vado a vedere così, ma per cultura, attenzione, certo. Ho messo una serie di password, solo che purtroppo me le sono dimenticate e adesso neanch'io posso più accedere. Ho cercato di sbloccarle, mi avevo portato anche i mezzi, ma non c'è niente da fare. Quindi siamo in una specie di limbo. Cioè non riesco a affrontare bene questo argomento perché purtroppo mi sono un po' fregato da solo. Quindi manca un po' anche lei. Sono un po' incastrato in questo meccanismo, purtroppo. La cultura, dice, quindi è un po' come dire, io devo conoscere la vita di mio figlio, il territorio, tutto ciò che assolutamente vede, eccetera. No, non per farmi i fatti suoi o perché magari sono attratto anch'io da queste cose qua, insomma, assolutamente. No. Non sarebbe neanche impensabile, insomma. Sarebbe impensabile, solo che purtroppo il meccanismo è complicato e le password sono andate in fumo. Mi spiace un po' per lei perché in ogni caso è un'esperienza gratificante quella di condividere le esperienze con il proprio figlio. Sì, infatti ho cercato, è stato proprio con lui che ho cercato di ritrovare le password, perché i figli di solito sono molto più bravi, lui sa entrare dappertutto. Forse lui è riuscito, però non me l'ha ancora detto. Questo è certo. Vedete, cari ascoltatori, anche questa è una chicca, cioè il fare le cose insieme, vedete, cioè fare le cose insieme, ricercare le password insieme, significa costruire alleanze, costruire relazioni significative, educative. Ecco, grazie ancora per questa condivisione. Allora, io direi di passare ad un'ultima domanda, visto che il tempo ovviamente è tiranno. Stringe. Esatto, stringiamo. Quindi, dopo tutte queste condivisioni, ad esempio, per chiudere, se dovesse dare un ultimo suggerimento, cioè una sorta di pensierino della sera, una perla di saggezza, un cosiddetto coup de foudre, come dicono i coup de foudre. Esatto. Cosa vorrebbe lasciare a chi ci ascolta in questo momento? Beh, allora diciamo che parlando di colpi di fulmine, potrei raccontare una cosa, non c'entra niente, però la racconto un po' così, che ero in montagna, vabbè, insomma, c'è stato un fulmine, vabbè, lo lasciamo per questo qua, poi non lo racconto, non ha intenzione, però... Sarebbe interessante, però. Insomma. Sarebbe interessante, però, voglio dire, sono stato schivato da più fulmini perché avevo delle bacchettine, però lasciamo perdere. Direi che il pensiero che potrei lasciare, che mi interessa lasciare, è un po' ricordati che le buone intenzioni si scontrano sempre con la realtà, che sembra una banalità, ma è importantissimo. Cioè non essere schiavo dei tuoi principi, perché secondo me è molto meglio allargare la vita che allungare. Uno pensa sempre, no, io voglio vivere di più. No, allarga la vita, cioè fai esperienze. Perché? Perché appunto le buone intenzioni, tu ti metti lì una serie di principi, ma poi quei principi lì, quando ti succede qualcosa, capisci che non sono nella tua testa. Quindi pensa anche col corpo. Pensa col corpo e non solo con la mente, e cerca di allargare la vita e non allungarla. Insomma, come capire da queste poche parole,
cioè è chiaro che il signor Giovanni non è solamente autodidatta, ma anche letto, studiato, quindi, tra virgolette, adesso ci sta richiamando Freud e il principio di realtà, cioè tutto ciò che in qualche modo fa conto con i fatti, quindi non solamente con i principi, perché i principi si scontrano con quella che è la realtà, e quindi allargare la vita anziché allungarla. Ecco, questo è, o potrebbe essere uno slogan da tenere scritto sul frigorifero, sui muri delle camerette di casa: allarga la tua vita, non allungarla, allargala in qualsiasi... E non vuol dire mangiare tanto e scionfarsi, no, vuol dire allargare la vita nell'esperienza. Nell'esperienza di qualsiasi tipo, anche con i rischi, come abbiamo visto, richiamo a Tex Willer, richiamo alla condivisione dei programmi pornografici con il proprio figlio, alla ricerca delle password, cioè allarga l'esperienza, non limitarla, non allungarla. Questo è un pochettino. Questo, sì. Grazie mille, signor Giovanni, di questa condivisione. Grazie mille. Grazie. Ricordatevi sempre che assomiglio molto a Gaspar. Esatto, soprattutto a Gaspar. Sì, dicevo che abbiamo un po' giocato e scherzato con questa dimensione seria delle funzioni educative, ma ovviamente giocosa anche per il personaggio che abbiamo di fronte, che non è ovviamente Alessandro Gassman, e questo lo sappiamo tutti. Insomma. Però, passando a questa parte un po' semiseria, Giovanni e il sottoscritto abbiamo in comune una parte della prima infanzia e della prima gioventù, insomma, perlomeno fino ai miei 16-17 anni, in un oratorio di Milano, l'oratorio di Sant'Andrea, dove tra l'altro, se non erro, appunto Giovanni insieme ad Aldo e poi in successione anche Giacomo ha portato molte delle sue attività, dei suoi spettacoli, se non sbaglio. È così? Sì, diciamo che ho iniziato lì, sicuramente da bambino, a partecipare un po' di spettacoli, sia in milanese ma anche no. Certo, sia in milanese ma anche no. Sì, perché quell'oratorio aveva un teatro dove era famosa nel tempo una compagnia che faceva lavori sia in lingua che in dialetto milanese, e che in qualche modo, visto che questo oratorio aveva come mandato l'attenzione appunto agli aspetti educativi sotto una serie infinita di attività, il teatro rappresentava una di queste attività, per cui non solo c'era la compagnia degli adulti, ma poi c'era la compagnia di ragazzi, di ragazzini o dei bambini che ogni tanto a rotazione utilizzava lo strumento del teatro, che è uno strumento educativo per eccellenza, al di là di quello che poi noi siamo abituati a vedere, ma ha dentro di sé molte potenzialità educative, anche di formazione di questo umano. Per cui la cosa seria che ti chiedevo di condividere era un pochettino di questa storia e di quanto quell'esperienza, prima in quell'oratorio o in quel teatro, ha contribuito alla tua formazione non solo come professionista, ma anche proprio come persona. E poi qual è stata un po' la tua esperienza a partire da lì in questi 30 anni di vita che ti chiederò di condensare in 4 minuti. Questo è un po'... Beh, sicuramente uno degli elementi cardine che mi hanno stimolato a partecipare agli spettacoli teatrali all'Oratorio Sant'Andrea è stata la passione di quelli anziani, diciamo, che cercavano di trasmettere a noi pivelli l'amore per il teatro, ma non era solo l'amore per il teatro, era proprio la passione nel fare qualcosa che unisse un po' di gente, perché il teatro spesso, almeno il teatro dell'oratorio, era un teatro collettivo, dove si rappresentavano delle situazioni collettive, e quindi la passione, le regole, il dover per forza ripetere le cose per impararle, insomma, questa passione mi è rimasta dentro, che poi va bene per tutto, non è solo la passione per il teatro, la passione, diciamo, che è il motore di qualsiasi cosa si voglia fare bene. Quindi questo è stato un grande insegnamento. E poi, oltre alla passione, anche la cura come dire, degli strumenti che ti servono per fare la tua attività.
adesso si tende a buttare via tutto, a non arrivare. Lì mi ricordo, c'era, purtroppo non mi ricordo più come si chiama, l'attrezzista, chiamiamolo così, che raddrizzava i chiodi, cioè venivano tolti dalle quinte e lui li raddrizzava per poterli recuperare. E io da bambino dicevo, ma dai, cioè questo qua si mette a... E invece poi ho capito che è una cosa molto interessante, lo spreco che è, diciamo, il disastro dei nostri tempi. Lì veniva invece, era esattamente l'opposto, si riutilizzava quello che si poteva riutilizzare con sapienza e quindi con artigianato, cioè con testo. Certo. Sì, poi nella parte sera farò vedere proprio una foto del mondo adulto che ci circondava in quell'oratorio di Sant'Andrea, ovviamente una foto impietosa rispetto a quella che potrebbe essere oggi, ovviamente, insomma, le differenze sarebbero abissali, insomma. Però è una vita di passione la tua, passione non nel senso di quaresima, passione nel senso di investimento di energia rispetto a un obiettivo. E rispetto a questo obiettivo, cioè il teatro, non so appunto poi cos'è stato, perché poi tu ti sei allargato al cinema, alla televisione, quindi sono contesti anche molto differenti dal teatro, che ti mettono alla prova anche sotto altri fronti, immagino, insomma, perché lì è iniziato qualcosa, ma poi si è sviluppato veramente parecchio. Certo. Beh, sì, perché poi quando ho iniziato a conoscere Aldo e abbiamo pensato di fare una scuola vera, abbiamo visto che cioè ci piaceva far ridere, quindi è una branca dell'attore, ci piaceva far ridere, era la cosa che ci dava più soddisfazione, quindi da un certo periodo in poi abbiamo spinto da quella parte, cercare di creare delle situazioni che facessero ridere. Poi abbiamo raccattato Giacomo, in mezzo alla strada a soffrire, e l'abbiamo portato anche lui al successo. E vabbè, lì ecco, un altro meccanismo che secondo me è importante, mentre spesso i gruppi tendono a disgregarsi, a diventare singoli, noi abbiamo sempre cercato, almeno fino a un certo punto, di allargarsi. Cioè in 2 poi siamo diventati in 3, poi c'è stata Marina in 4, avevamo 2 musicisti in 6, abbiamo sempre scritto con altri 2 o 3 autori, cioè abbiamo sempre cercato di creare il gruppo, perché io penso che il gruppo, veramente la partecipazione, la compartecipazione, come ci insegna la natura, le piante, è un modello vincente. Perché? Perché la cooperazione, che sembra... Cioè la gente pensa che la cooperazione sia l'assenza di competizione, non è vero. La competizione è dentro, nella cooperazione, nel fare assieme, e solo che si esalta. Adesso sto cercando di dire cose serie, ma le dico in modo buffo. E quindi noi, secondo me, il nostro vero merito è stato questo qua, cioè di cercare di fare sempre le cose in gruppo, con altra gente. Sì. Adesso, allora, 2 legami. Il primo è, e poi dopo concludiamo per non rubarti troppo tempo, il primo è il legame tra il gruppo, l'allargamento, che non è più l'allargamento della vita di prima, no, è l'allargamento relazionale, che non so se è così per te, ma per me ha un contatto molto diretto con quel mondo oratoriale che vedeva della partecipazione del gruppo la cosa fondante, fondamentale. Certo. In tutti i contesti aggregativi era sviluppata la dimensione di gruppo, proprio perché il gruppo ha potenzialità o possibilità molto forti, anche di crescita personale, ma anche di crescita proprio di... E il secondo contatto era, ovviamente io ho insegnato all'università metodi e tecniche del lavoro di gruppo, perché? Perché non tutte le persone riescono a lavorare in gruppo, riescono a lavorarci bene nei contesti, e gli esempi che porto sempre io è appunto o i complessi che durano molti anni, o come nel vostro caso le compagnie teatrali o i gruppi teatrali che durano molti anni e che hanno alcune condizioni per far sì che questo duri, come un matrimonio, tra virgolette.
dura molti anni, si ha alcune condizioni. Ecco, quali sono, se tu dovessi dire, le vostre condizioni che hanno permesso questa, oltre ovviamente al piacere di ridere, far ridere e di costruire cose insieme? Beh, sono diverse, soprattutto la sensibilità verso un tipo di comicità, cioè questo bisogna dirlo, cioè abbiamo un gusto tutti e tre che porta verso un tipo di comicità. Poi sicuramente, anche se è una parola un po' abusata, la tolleranza, cioè noi litigavamo tantissimo, veramente tanto, però finiva il litigio, era finita, non è che ognuno andava a casa col muso, anzi da lì partiva poi la creazione, la creatività vera. E poi forse anche il piacere di stare assieme, sicuramente, il piacere di stare assieme, ma non so, queste componenti credo che siano, anche se eravamo, se tu pensi, diversissimi, perché Aldo è un Terun, lo sappiamo tutti. Io sono un milanese doc, Giacomo è un po' arioso, come si dice a Milano, Marina, vabbè, quello che era, per cui sì, soprattutto il piacere di stare assieme, di creare qualcosa assieme e di non... ecco, anche la leggerezza sicuramente, cioè che i problemi, perché all'inizio insomma è sempre molto dura, è stato un bel periodo di un po' di anni in cui si faceva fatica proprio a riuscire a rappresentare le proprie cose, però appunto la leggerezza è importante di affrontare le cose, non guardare sempre dove si sta peggio. Sì. Del resto sono tutte cose, tra virgolette, che tu descrivi, ma sono quasi inconsapevoli, cioè non è che l'avete studiate. Cioè, no, assolutamente. Esatto, cioè, no, perché siccome noi siamo l'esempio dell'inconsapevolezza. Esatto. Voi siete competenti inconsapevoli. Inconsapevoli, esatto, è un po' così. È il miraggio, tra virgolette, dell'apprendimento, cioè la competenza inconsapevole, perché è proprio, sarebbe lungo spiegartelo, però è proprio il miraggio. Certo. Però è evidente che ognuno di voi ha portato con sé il proprio patrimonio, il patrimonio familiare, educativo, esperienziale, insomma, per cui come dire, voi ce le avete gratis queste cose qua. Assolutamente. È andata così gratis, sì. È andata di culo. È andato di culo, e devo dire che secondo me è proprio una cosa, non è vero che manca, perché ci sono tante persone che non sono messe benissimo, però noi abbiamo avuto un'infanzia non comoda, nessuno di noi ha avuto un'infanzia comoda, e questo secondo me è un bagaglio importante che ci siamo portati dietro, cioè, e però abbiamo avuto anche delle cose a gratis, che sono quelle che ti passano i genitori, gli amici, i nonni, eccetera, eccetera, l'ambiente in cui vivi, eccetera, eccetera. Sì, quindi un senso di gratitudine, immagino, anche per questo. Assolutamente. Cioè, io tutte le mattine lo provo, questo senso di gratitudine per quanta ricchezza ho ricevuto, ovviamente, anche nei luoghi che abbiamo frequentato insieme, anche con quelle persone. Insomma. Assolutamente. Quindi, come abbiamo ben capito, anche per te qualcuno ti ha preso e ti ha lasciato nel bosco da solo. Certo, ma io mi sono perso, mi ricordo che con mio nonno andava poi sulle montagne di Lecco, poi non sapeva più dove eravamo, si arrampicava su un albero, guardava, sì, va di là. Ci hanno persi tante volte. Sì. Va bene. Certo. Porta pazienza, io starei qui ore ovviamente, perché ed è qualcosa che mi ricorda anche molto la mia vita, ovviamente, insomma, per cui certo. Però ovviamente i tempi televisivi sono quelli, se no si stanca troppo, la gente si stanca. Quindi stavolta ti ringrazio veramente di cuore, a nome ovviamente degli organizzatori e a nome personale, ovviamente, per il piacere che mi ha fatto ritrovarti dopo una 60ina d'anni o qualcosa oltre. Cavolo, dopo tanto tempo. Esatto. Per cui ti saluto caramente e adesso
lascio lo spazio alla parte, tra virgolette, un po' più tediosa, che farà il sottoscritto da solo. Allora ti lascio nelle peste, ciao. Esatto. Ciao a tutti. Gianni, grazie ancora, ciao ciao. Ciao. Rieccoci qui, riprendiamo la linea dall'aula magna della Scuola da Ponte di Vittorio Veneto, perché adesso siamo in direttissima con Roberto Gilardi per questa terza parte. Ecco, lo abbiamo qui con noi. Faccio solo un piccolo chiarimento per non interrompere il filo del tuo discorso, Roberto, rispetto al fatto che Giovanni Storti ha aderito con grande entusiasmo a questa proposta, a questa iniziativa, ha avuto però un imprevisto dell'ultimissimo minuto, quindi non è potuto essere presente proprio in questo orario, però si è impegnato, perché ci teneva molto, a incontrare Roberto Gilardi poco prima e quindi avete visto questo intervento che era quello previsto. Quindi diamo continuità adesso, recuperando il filo del presente, al lavoro che hanno fatto Roberto Gilardi e Giovanni Storti, e lasciamo la parola al professor Roberto Gilardi, che saprà come sempre aiutarci a pescare da quanto ci siamo goduti anche con molto divertimento, per imparare qualcosa di utile per tutti noi adulti educatori. Prego Roberto. Grazie mille. Dunque, per prima cosa, datemi un orizzonte temporale. Io posso andare avanti fin verso le 6:30, quindi una ventina di minuti. Sì, perfetto. Sì. E posso mostrare una foto che era quella promessa nel dialogo con Giovanni, quindi posso condividere il mio schermo. Sì, anche qui sì, confermiamo. Ecco, quindi in questo momento probabilmente, e datemi un cenno di conferma, dovreste vedere questa foto, che era la foto che anticipavo con Giovanni, essere il mondo che circondava noi bambini in quell'oratorio. È arrivata, giusto? Sì? Sì. È arrivato, l'abbiamo visto. Benissimo, bravissimi. Allora, una ventina di minuti con una piccola attenzione. Perché? Perché io inizierei questa terza parte deprimente, perché ovviamente la parte più tediosa di riflessione, di approfondimento è quella più deprimente rispetto a quello che abbiamo visto prima. Però partirei con un'attenzione, direi non sparate sul pianista. Perché? Perché il rischio di questo intervento, anche a partire dal titolo ovviamente, ma anche forse di tutti gli interventi che arriveranno in queste 4 giornate, è un rischio moralistico, paternalistico, cioè di pesante giudizio su questo mondo adulto adolescenziale, il che non è il mio obiettivo ovviamente. Perché? Perché il termine educhiamoci vale per tutti noi, me compreso ovviamente. Quindi un pochino di umiltà per tutti, anche per i famosi esperti, non guasta. E quindi perché questa foto che sembrerebbe anacronistica? Perché se voi fate una foto di un gruppo di adulti oggi, la mettete a confronto, troverete delle differenze enormi nella forma ma anche nella sostanza. Perché? Perché rispetto al tema dello spreco di cui parlava Giovanni, in quel mondo, tra virgolette, non c'era nessuno spreco di cibo. Perché? Perché di cibo non ce n'era poco. Siamo tra il primo e il secondo dopoguerra e quindi è evidente tutte le risorse erano a disposizione, ma erano scarse ancora in quegli anni. Quindi tra l'inizio degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 rappresentato appunto in questa foto. In più, queste persone, tra virgolette, non avrebbero mai pronunciato la parola dittatura, come spesso viene sentito oggi. Perché? Perché la dittatura l'avevano vissuta sulla loro pelle, quindi avevano passato la guerra, tutte queste persone, quindi in qualche modo non avrebbero rifiutato nulla di ciò che il progresso, la scienza o tutto ciò che era a disposizione sarebbe arrivato per salvare vite, insomma. E quindi perché sono partito da questa foto un po' anacronistica? Perché non tutto il vecchio è da buttare, non tutto il nuovo è da tenere. Quindi se noi volessimo guardare cosa di quella foto può essere ancora utile oggi, e lo vedremo anche con esempi molto chiari, sono semplicemente 2 fattori, 2 parole: attenzione e intenzione. Una di queste 2 parole, ad esempio, c'era anche nelle parole dell'assessora nella parte iniziale, nell'anticipazione di questo video. Quindi c'era l'attenzione
e quindi il valore dedicato all'aspetto educativo. Il teatro, ad esempio, era una delle forme che cercava di trasferire la capacità di rispettare le regole, di imparare qualcosa di memoria, di avere il rapporto con gli altri, di una serie di fattori non indifferenti. E poi la seconda parolina che potremmo mutuare da quel mondo e che potrebbe valere anche oggi è la parola intenzione. Intenzione che vuol dire proprio essere in tensione, cioè avere uno scopo chiaro, avere un obiettivo ed essere in tensione verso quell'obiettivo. Che tra l'altro, se ci pensate, sono le due parole che identificano il significato di queste 4 giornate di Educhiamoci, perché questo è il significato. L'attenzione al mondo educativo e l'intenzione di fare qualcosa, di proporre, di dare dei modelli, degli esempi, di offrire degli spunti di tipo riflessivo. E quindi il significato di questa attività Educhiamoci, di queste 4 giornate, che io ovviamente rifletto anche senza averlo ricevuto come mandato, è proprio questo: avere attenzione ed intenzione. E oltre al significato, la domanda che ci possiamo fare è: ma perché? Qual è il motivo per cui un comune, una comunità, eccetera, si occupa di fare attività sull'educazione? Beh, ci sono 2 motivi principali. La prima è il disagio. L'assessorato alle politiche sociali, le attività, gli enti che in qualche modo si occupano di questa cosa, osservano che nel territorio magari ci sono elementi di disagio, per come i bambini sono a scuola, per il vandalismo, il bullismo, tutte quelle robe lì che fa parte dell'area del disagio. Il secondo invece è l'agio, quindi 2 motivazioni potrebbero spingere questi atti: o le cose vanno male, oppure l'agio vuol dire promuovere salute. Quindi potrebbe essere che il comune, insieme a tutti gli enti che fanno parte di questa cordata di intenti, vogliono promuovere semplicemente salute, cioè dare occasioni per capire com'è una vita di relazione salutare. Perché la domanda è: come si traduce in pratica? E quindi a questa domanda se ne aggiungerebbe un'altra, cioè quali sono i fattori di salute? Se ricordate nel video, a un certo punto chiedo a Giovanni: ma cos'è che vi ha permesso a voi trio di andare avanti 30 anni e di non sfaldarvi come molti altri complessi, come molte famiglie o come altri gruppi teatrali? E lui mi ha dato una risposta, ha dato diversi fattori. Vedete, questi qui sono i loro fattori di salute. La domanda è: quali sono i fattori di salute di una relazione? Perché io non vorrei utilizzare questo spazio per fare una predica e quindi mettermi sul pulpito come succedeva in quel tempo nelle chiese, ma vorrei semplicemente condividere un'esperienza, raccontare una storia, perché le storie in qualche modo accattivano molto più delle prediche. Questo ad esempio è un messaggio educativo. E quindi riprendo brevemente quelle funzioni educative che abbiamo utilizzato con Giovanni scherzosamente per vedere un paradosso di genitore, e vorrei semplicemente raccontarvi una storia, darvi una testimonianza, portarvi qualche esempio della mia vita personale. Molto semplice. Sarebbe interessante che i genitori, anziché tra virgolette, sentire le parole di altri, potessero esprimere le proprie e capire che cosa ha funzionato nella propria storia di relazione con i propri figli. Perché? Perché le storie non sono tutte uguali, non si possono utilizzare delle ricette, tra virgolette, meccanicamente uguali in ogni famiglia, con ogni figlio o con ogni genitore. Quindi la prima delle funzioni educative è il riconoscimento, la cura e l'attenzione. È la prima cosa che avviene quando un bambino viene al mondo. Ma questo riconoscimento ovviamente si sviluppa, ed è il nutrimento che noi genitori diamo ai nostri figli, si sviluppa per tutta la vita. E se io volessi raccontarvi un episodio, un esempio mio della mia vita di relazione con nostra figlia, prenderei un esempio semplice, apparentemente stupido, che è semplicemente il saluto. Noi, per tutta la nostra vita di relazione, anche con mia moglie ovviamente, ci salutiamo più volte al giorno. Sembra una scemenza, invece no. Ci diamo un ciao quando ci incrociamo su per le scale, quando magari uno esce dalla stanza e l'altro sta per entrarvi, eccetera, eccetera. In modo così estemporaneo, il ciao diventa un segno di riconoscimento, diventa un codice, diventa qualcosa che succede ancora oggi, che nostra figlia ha 30 anni
poco fa eravamo in aeroporto a riaccompagnarla per l'Inghilterra, e mi veniva da sorridere perché proprio oggi, mezzogiorno, era sul balcone, io sono uscito sul balcone, lei mi dice salve e io dico ciao, cioè, ma un tipo particolare di saluto che nella mente di tutti e due sappiamo esattamente che cosa vuole dire. È un modo proprio di riconoscere, di nutrire la relazione. Perché il nutrimento è a rischio. Come sappiamo, l'acqua, se vogliamo parlare di riconoscimento, l'acqua può dare la vita, ma l'acqua può anche toglierla la vita. E quindi il nutrimento non è così semplice da gestire. Bisogna capire cosa fa veramente il nutrimento di mio figlio. E quindi se io dovessi paragonare l'esempio di prima del ciao, lo metterei a confronto ad esempio con una cresima organizzata come fosse un matrimonio. Ecco, ci sarebbe uno sproposito di differenza, un po' come la differenza con quella foto d'epoca, tra un ciao banale e l'organizzare una cresima, una comunione, una qualsiasi compleanno come fosse un matrimonio. Ecco, dal mio punto di vista non è che il secondo, quello del matrimonio, della cresima, ha più valore del primo, ma ognuno di noi sceglie come dare riconoscimento ovviamente ai propri figli. Il secondo esempio che faccio riguarda la seconda funzione educativa, lo stimolo, l'interesse, la curiosità, il gioco. Ad esempio, mia moglie, che educativamente parlando ha fatto il 97% di ciò che serviva all'educazione di nostra figlia, tra virgolette, sin dalla infanzia, prima infanzia, sin dalla neonatalità, ha sempre utilizzato i libri come uno strumento di relazione. Non come uno strumento di apprendimento, di lettura, no, uno strumento di relazione, per cui sin dal bagnetto, insieme alle paperelle, o meglio al posto delle paperelle, c'era il librettino di gomma impermeabile. E poi noi fino agli 11-12 anni, più o meno quell'età, che sembra impensabile, abbiamo mantenuto il rito del leggere qualche pagina di libro alla sera insieme. Prima di addormentarsi, a turno mia moglie o io leggevamo delle pagine di libro. Sino agli 11-12 anni, anche se ovviamente nostra figlia era ampiamente in grado di leggere da sola. Ma la ritualità aveva come segno quello di dare sostegno, di esserci, e questo esserci, tra virgolette, avessi un po' più di tempo, narrerei altri fatti che dicono quanto è pregnante questa cosa dell'esserci. Così come l'essere di stimolo, ad esempio, è un gioco che facevamo quando l'accompagnavo a Pordenone, lontano da casa nostra, quindi c'era un tragitto da fare in macchina, facevamo un gioco che si chiamava Capo Penna Verde. Era un gioco in cui lei era un indiano e doveva spiegare a me, che ero un indiano un pochettino più ignorante, cos'erano le cose. Tipo passavamo davanti a un campanile e io dicevo cosa è essere campanile, e allora lei doveva spiegarmi cos'era il campanile senza usare la parola campanile, per cui doveva utilizzare, parlando ovviamente come si parla appunto nei film con gli indiani, cosa essere coso, lungo, con mattoni. E quando lei diceva mattoni, io dicevo cosa essere mattoni. Sembra una cosa strana, ma questo stimolo, visto a posteriore, perché io l'avevo fatto non tanto con questa intenzione, aveva una valenza anche nello sviluppo del linguaggio. Era un gioco, quindi creava la possibilità di avere una relazione significativa, di non far pesare il viaggio, di farlo insieme, parlando insieme, e poi ovviamente anche di sviluppare il linguaggio. Ecco, oppure il tema delle quarta funzione educativa, il tema delle competenze, delle conoscenze, dei territori. Allora, nostra figlia, che ho detto in questi termini, non è mia figlia naturale, quindi io sono un po' il padre putativo, come si sarebbe detto un tempo. A 17 anni lei è uscita di casa per andare al Collegio del Mondo Unito a Singapore, distante 10.000 chilometri, perché aveva vinto una borsa di studio per fare gli ultimi 2 anni delle superiori. Quindi a 17 anni, vi lascio immaginare ovviamente il movimento anche emotivo, affettivo che questo ha comportato, è andata molto distante. E in un certo momento, ovviamente, non ha vissuto sempre e solo momenti felici. In alcuni casi ha avuto dei momenti anche tristi, pesanti, anche a secondo delle vicissitudini. Una sera abbiamo
avuto un incontro di notte, perché erano le 2 di notte, ovviamente il fuso orario era molto differente. Abbiamo avuto un incontro molto intimo, perché lei si è sfogata perché aveva accumulato una serie di tensioni, adesso non entro nel particolare. Però la cosa interessante è che lei il giorno dopo ha preso una foto mia e di mia moglie e ha scritto una dedica al sottoscritto. Cioè, non ve la posso far leggere perché è un tema di privacy, però è molto interessante vedere dal suo punto di vista che cosa ha descritto di quanto io le avevo dato. Perché contemporaneamente a questo aveva fatto una tesina che parlava della differenza tra natura e nutrimento e aveva messo a confronto il padre naturale, quello che, tra virgolette, che l'aveva concepita, e invece il padre, tra virgolette, non di natura ma di nutrimento, che è il sottoscritto in pratica, che ha vissuto la vita con lei. E in questa tesina aveva descritto la differenza tra queste due cose. In questa dedica a un certo punto dice tutte le cose che aveva ricevuto da me. Io sono una persona molto fortunata perché ho potuto ricevere questo riconoscimento. A un certo punto dice mi ha insegnato a disegnare un cane in 4 righe, il che sembra una cosa stupida e invece non lo è, perché quel cane lei l'ha disegnato per molto tempo e ancora adesso intanto con questi 4 tratti lei riesce a disegnare il cane, giusto per capire che anche il trasferimento di competenze e di conoscenze passa attraverso cose molto semplici, fatte ovviamente in momenti dove si vivono cose insieme. Ancora una funzione educativa, che dopo chiudo questo spazio, la quinta che parla dell'aiuto, del supporto, del consiglio, cioè come riuscire a stare vicino a qualcuno quando è in difficoltà, il che non richiederebbe competenze da psicologo, da counselor o da psicoterapeuta, ma semplicemente la sensibilità di capire come intervenire. Perché? Perché io, ad esempio, come fanno la maggior parte dei genitori, non ho mai fatto una domanda al suo ritorno da scuola su cosa hai fatto oggi, cosa avete fatto oggi, cosa ti ha detto, niente. Semplicemente la sensibilità mia era quella di osservarla, di guardarle il viso o il corpo quando ritornava, e nel momento in cui osservavo magari sulla sua fronte qualche espressione differente, tradurla semplicemente in una metafora. Magari dicevo nubi nere oggi, semplicemente davo questo gancio e rispettavo la sua possibilità di parlarne oppure meno. In una di queste occasioni il gancio ha funzionato più di altre volte. Perché? Perché dopo questa, tra virgolette, interlocuzione nubi nere oggi, lei comincia a parlare. Comincia a parlare di una situazione che aveva vissuto a scuola pesante, non dico di bullismo, però dove si era sentita proprio la pressione del gruppo classe tutta nei suoi confronti. E io in quel racconto sono stato completamente in silenzio e poi a un certo punto semplicemente ho condensato il tema, l'argomento di quel racconto con una parola, gli ho detto discriminazione razziale, che era un modo per darle legittimità e per capire come lei si era sentita in questa situazione. E nel momento in cui ho detto queste parole, lei è scoppiata a piangere e ha cominciato a liberarsi anche in questa occasione. Dopo ha scritto un post da qualche parte, forse su Facebook, parlando del sostegno ricevuto in famiglia in un momento di difficoltà. Ma, tra virgolette, quel sostegno non è stato toglierla dal dolore, toglierla dalla sofferenza o cercare in ogni caso di supportarla, tra virgolette, sostituendomi a lei. E lo stesso probabilmente ha fatto mia moglie. E se ricordate quelle parole che per gioco Giovanni diceva sul fatto di lasciarli nel bosco e poi come i gatti se tornano, se no è esasperato, però ha un suo fondamento. E il fondamento è la possibilità anche per un figlio di vivere l'esperienza di dolore e di riuscire a rialzarsi, magari non da solo, avendo di fianco qualcuno che però non si sostituisce. Questa è la mia esperienza. L'ultima funzione educativa parla dei limiti, dei conflitti e delle regole. E questo mi ricorda un altro episodio, una macchinina elettrica che lei avrebbe, quelle da guidare, che lei avrebbe voluto acquistare e che ha ricevuto da me un no. E eravamo per strada, quando siamo tornati in macchina, lei mi ha tenuto il muso per tutto il viaggio e quando siamo tornati
Io semplicemente l'ho verbalizzato, ho detto sei molto arrabbiata con me, e lei ha cominciato a dire che ero arrabbiata per questo, eccetera, eccetera. Però a quel punto io non ho fatto nulla per convincerla delle mie buone ragioni. Perché? Perché il sentimento che una persona vive non lo si può negare né annullare, neanche facendolo ragionare. Si può semplicemente accettare che a volte il rifiuto, la negazione, il no, il limite comporta una perdita e quindi comporta un sentimento negativo. E questo è legittimo ed è da legittimare, da riconoscere e da lasciare anche che l'altro riesca a riassorbirlo, perché la capacità di comprendere il limite, visto che all'epoca nostra figlia aveva 5 anni o 6 anni, la capacità di riconoscere il limite arriva molto più tardi. E per qualcuno non arriva neanche forse mai nella vita, come vediamo in questi giorni. Quindi concludendo, riprendendo il tema del non sparate sul pianista, direi che senza peccato scagli la prima pietra, perché se qualcuno avesse visto e conosciuto me fino ai 34 e 35 anni, mi avrebbe definito un adolescente. Non nel senso deteriore del termine, perché? Perché avevo un lavoro, avevo una famiglia, insomma, sembravo una persona regolare, normale, tra virgolette, però in realtà dentro ero ancora immaturo, ero adolescente. E la malattia e poi la morte della mia prima moglie, tra virgolette, hanno fatto da spartiacque nella mia vita come cambiamento, perché da quei 35 anni fino agli attuali 68 qualcosa è cambiato qualcosa di profondo, ho iniziato a fare cose differenti, ma soprattutto ho iniziato a guardarmi dentro, a riflettere, a pensare, a utilizzare quella cosa, tra virgolette, di cui noi siamo dotati molto più di altri animali, di questa possibilità. Quindi perché vi ho condiviso questa cosa qua del che senza peccato scagli la prima pietra? Beh, perché vorrei lasciarvi con queste parole, che non sia il dolore a cambiarvi, è un augurio questo, perché è vero che se ne può uscire, però molte volte il dolore affossa le persone, le porta in depressione e quindi non sempre si riesce a superare il dolore in modo trasformativo. Oppure, il primo augurio è che non sia solo il dolore a cambiarvi, come direbbe Lucio Dalla nella sua canzone Enya, oppure se invece lo fosse, proprio vi auguro la capacità di trasformarlo, di trasformare una esperienza di dolore, di sofferenza, in un'esperienza di apprendimento, così come un po' è stato per la mia vita. Ecco, quindi il mantra, dal mio punto di vista, per ognuno di noi, e quindi educhiamoci, è darci la possibilità di pensare, di riflettere, e poi scegliere, e poi ancora agire ovviamente, e poi ancora osservare che cosa succede. E quindi farsi una piccola domanda su io come sviluppo le mie funzioni educative, come le metto in atto. Io ho scritto un libro che parla di questo, ma non vi dico il titolo perché non è questo il tema. Il problema, o meglio l'obiettivo, è proprio riuscire a darsi queste 4 voci, pensare, scegliere, agire e poi osservare la ricaduta. Questo è l'augurio, o meglio, il pensierino della sera, il coup de foudre con cui vi lascio dopo questi 20 minuti. Dai, sono stato più o meno nei tempi, dai, un po' sforato. Vedo che Marco è comparso come la Madonna a Lourdes e quindi gli lascio la palla. Il Santino. Grazie infinite Roberto Gilardi, perché sono moltissimi i contributi che ci hai offerto. Innanzitutto, insieme a Giovanni Storti, ci hai fatto capire come possiamo trattare questi temi anche con leggerezza, ironia e autoironia, che non guasta, e che non serve solamente a fare un sorriso. In realtà si collega a quello con cui hai concluso, perché noi possiamo guardare anche alle nostre fragilità, ai nostri limiti come educatori, genitori, insegnanti, quindi come mondo adulto, non per sentirci inadeguati o per farci fare la predica dall'esperto, ma per riconoscere chi siamo e capire che in questo c'è la nostra umanità, ma nella nostra umanità ci sono anche delle occasioni da cui possiamo pescare, di cui possiamo fare tesoro. E tu ce ne hai dato proprio l'esempio, ecco, scendendo per primo dal piedistallo dell'esperto e regalandoci la tua umanità, oltre che l'ironia e la leggerezza. Quindi questo per noi è assolutamente molto prezioso, ci aiuta a porre l'accento sul fatto che parlare di educazione e guardare i problemi che
anche questa mattina per esempio ne abbiamo visti alcuni, i problemi che riguardano il mondo giovanile, non serve solamente a dire quanto non siamo capaci o dovremmo essere migliori, ma a portare un po' di amorevole attenzione, amorevole cura nel nostro sguardo nei confronti dei bambini e anche di noi stessi, per poi ripartire con le funzioni educative. Ecco, con questa intenzione anche il Festival Educhiamoci è stato costruito, proprio con un'intenzione formativa, ma anche con l'idea che ciascuno possa recuperare dalla propria esperienza piccoli e grandi successi. Quindi questo è un messaggio di grande fiducia che tu ci metti a disposizione insieme a molti aspetti formativi di cui ti siamo grati, e questo è anche il messaggio che io chiedo all'assessore Antonella Caldarta di testimoniare, perché l'intenzione è appunto quella di dirci che possiamo tutti migliorare, che cosa possiamo fare, ma anche di fare tesoro delle molte esperienze positive. Il festival è nato anche con questa idea e chiediamo un commento all'assessore. Assolutamente sì, anch'io ringrazio per l'intervento davvero ricco, puntuale, che non so, il mio intervento mi sembra quasi rubare del tempo alle cose interessanti che ancora potrebbe dirci. Comunque ci provo. Allora, come appunto ha detto Marco, questo festival, queste giornate per l'educazione, mi piace sottolineare che le abbiamo chiamate per l'educazione e non dell'educazione, quindi già specificando l'intenzione delle giornate, sono nate proprio per aiutare gli educatori a tutto tondo, di varie tipologie, quindi a puntare lo sguardo su quello che noi siamo come educatori. E qui nella presentazione che avevamo preparato all'intervento di oggi avevamo anche scherzosamente indicato le varie tipologie di adulti, no? Come oggi si sente dire, siamo adulti adulti, adulti vecchi, adulti bambini, adulti adolescenti, adulti rimbambini, ecco. Spesso ci si limita, ci si, per così dire, anche nasconde dietro queste diverse definizioni dell'adulto, no? Si dice, ah sì, tanto quello è ancora un bambino, quello è ancora un adolescente, si comporta peggio del proprio figlio, e così si pone anche un giudizio, ma allo stesso tempo un limite alla possibilità invece di cambiare. Quello che noi vorremmo fare oggi con queste iniziali, insomma contribuire a fare oggi, è proprio dare il messaggio che invece ciascuno di noi con i propri limiti può, se si rende conto di quali siano i propri limiti, ovviamente può migliorare, può essere un educatore più adatto alla tipologia di ragazzi che abbiamo oggi. Chiaro che mi è piaciuto molto quanto lei abbia sottolineato il fatto che questo compito, questa modalità operativa può aver successo se la si fa insieme. Lei più volte ha ripetuto, forse la parola che ha ripetuto più frequentemente è fare le cose insieme. E questo è un altro punto, cioè stamattina si parlava proprio di rete educativa, di forza che viene data dall'insieme, dalla comunità. Credo che l'esempio che ha fatto Giovanni Storti del teatro, dei luoghi, no? Alcuni dei luoghi dove lui è cresciuto, l'oratorio l'abbiamo nominato oggi più volte, non so, è una parola, è anche un concetto purtroppo, dico io, abbastanza desueto, eppure oggi, forse non a caso, è ritornato varie volte, ma anche il teatro proprio come metafora del luogo dove ci si impegna, dove ci si può esprimere, dove si impara a rispettare le regole e si costruisce e si cresce insieme, no? E poi il fatto che anche lui abbia detto, come anche stamattina ci è stato detto, che questi giovani che noi oggi aiutiamo a crescere non vivranno sempre come giovani, ma sono destinati inevitabilmente a divenire gli adulti di domani. Quindi, come è successo nel vostro caso, quello che voi avete testimoniato, cioè di essere stati, per così dire, educati all'interno di quei luoghi che avete citato, siete stati educati ma non per rimanere lì, ma per diventare poi a vostra volta degli adulti significativi. E l'altro tema, l'altro spunto così che mi è molto piaciuto è quello della passione, che si lega a questo concetto che lei ha sottolineato del nutrimento, cioè io quando sono appassionata di ciò che faccio, lo faccio e riesco a trasmettere in modo migliore appunto
quello che voglio, il messaggio che voglio dare. E nel momento in cui la mia passione diviene contagiosa, sperando che sia ovviamente un contagio positivo, riesco a nutrire. Nutrire vuol dire far proprio il cibo, metaforicamente parlando, per poi crescere. Quindi diciamo che in alcune parole, con alcuni concetti, lei davvero ci ha regalato, e di questo le sono grata, alcune indicazioni molto pratiche e anche molto concrete. Grazie davvero. Certamente sì, Roberto. No, volevo dire che a proposito di passione, oltretutto fa invecchiare meno e meglio. Scusi? Benissimo, benissimo. Abbiamo colto, la passione fa invecchiare meno e meglio, bene. Quindi torna buona non solo per i destinatari della passione che cerchiamo di trasmettere come educatori, ma anche per noi in primis. Esatto. Certamente sì. Ecco, e di questo avete dato anche di questo ampia testimonianza diretta sia tu Roberto Gilardi che Giovanni Storti. Bene, nel frattempo abbiamo ricevuto anche dei messaggi che hanno sottolineato il valore di questo incontro per la commistione, oltre che per la ricchezza dei contenuti, per la commistione di ironia, leggerezza e profondità, e quindi l'aspetto anche emozionante che ci fa molto piacere, perché non parliamo solamente con le menti degli educatori, ma parliamo anche con i cuori di tutti i nostri ascoltatori, che ringraziamo perché sono oltre un centinaio in questo momento. Chiaramente con le dirette attraverso i social le presenze fluttuano, però in questo momento sono oltre un centinaio. E quindi approfittiamo per informarli tutti del fatto che il festival continua, che ci saranno molti altri interventi. Il prossimo incontro si terrà questa sera alle ore 20:30 con la dottoressa Sanese, che ci parlerà proprio del tema che fa un po' anche da titolo della nostra rassegna, e quindi l'incontro si intitolerà "Chi sei tu che mi guardi? Lo sguardo dell'adulto che definisce l'identità del bambino". Quindi vi diamo appuntamento a questa sera, ringraziamo di cuore l'assessore Antonella Caldarte, che è stata qui presente con noi, e veramente un grazie enorme a Roberto Gilardi e anche a Giovanni Storti, che ha provato a riconnettersi, lo sappiamo, ha provato a riconnettersi perché voleva tornare dentro anche nella diretta. Lo diciamo per testimoniare la partecipazione, l'interesse e l'entusiasmo anche di Giovanni per questa iniziativa, ecco, a cui teneva molto. Quindi siamo veramente grati a persone di questa levatura, di questa umanità, per contribuire a questo progetto. Li salutiamo caramente insieme a tutti voi che ci avete seguito e vi diamo appuntamento ai prossimi incontri. Arrivederci.